Monsignor Martino Zagonel, amministratore della diocesi di Vittorio Veneto. È mancato Papa Francesco, quali i suoi sentimenti nel momento in cui ha ricevuto la notizia? Sì, la notizia è arrivata improvvisa, indubbiamente, anche se ovviamente non era così imprevista, del tutto almeno. I sentimenti certamente di dolore e di stupore. Dolore è ovvio, perdiamo un fratello nella fede, un padre nella Chiesa, un uomo che ha testimoniato l'amore misericordioso nelle parole, nei gesti, nei segni, in tutta la sua personalità, da una parte. Dall'altra lo stupore perché come è avvenuta questa sua morte, questo suo transito alla patria del cielo, è sorprendente nel contesto della Settimana Santa, oltretutto da lui ben partecipata, con delle presenze ben scelte, ben significative. Ricordo le visite a San Pietro, soprattutto la visita al carcere di Rebibbia in Roma. E poi il saluto, l'ultimo saluto che ha dato in piazza San Pietro il giorno di Pasqua, di fronte a quella folla immensa. Quel saluto che è stato un gesto, ma soprattutto invocare la benedizione di Dio sull'urbe e sull'orbe, cioè sulla città e sul mondo intero. Dolore e stupore, appunto, per questo motivo. Qual è il tratto distintivo di Papa Francesco che più ricorderà? La sua umanità e il suo coraggio. L'umanità traspariva in tutta la sua persona, nelle parole, nei gesti, negli atteggiamenti, negli incontri, nelle scelte di incontrare questa o quella persona, anche nemici, tra virgolette. Però questa libertà umana di voler incontrare, capire, assumere, servire l'uomo in tutta la sua pienezza. E il coraggio perché ha portato la Chiesa a sporcarsi le mani, a buttarsi nella mischia. Una Chiesa che lui ripeteva deve essere in uscita, deve anche accidentarsi e non chiudersi in se stessa. Questo doppio aspetto della sua personalità, l'umanità e il coraggio. Un Papa Francesco, che si è fatto vicino, prossimo agli ultimi. Certamente ci sono delle immagini stupende da questo punto di vista. La sua attenzione, per esempio, agli immigrati, ai carcerati, alle persone ammalate. Ci sono delle immagini di tenerezza dove Papa Francesco abbraccia, carezza, accoglie, che sono più eloquenti di qualsiasi documento scritto, di qualsiasi parola, anche se anche le sue parole sono state forti, efficaci, in un linguaggio originalissimo e popolare. Ha qualche ricordo personale che la lega al Papa? Ricordo personalissimo no, però ho partecipato a Firenze al convegno della Chiesa italiana e lo ricordo nel suo incedere un po' ondulatorio, cordialissimo e nel coraggio di proporre alla Chiesa italiana il cammino delle beatitudini. Non poteva essere più efficace in quella circostanza. È giunto il momento per la nostra diocesi di pregare per Papa Francesco. Ovviamente le comunità cristiane sono invitate a raccogliersi in preghiera, la preghiera personale o comunitaria, la più semplice, la preghiera del rosario, ma ancor più la preghiera eucaristica, la messa. Noi convochiamo per domani sera, cioè per mercoledì sera alle ore 20, tutta la diocesi a pregare in cattedrale per fare memoria, per pregare e anche per ringraziare il Signore per questo dono di Francesco.